Buonasera ai titoli con le principali notizie. Movida violenta alla Vucciria di Palermo, l'ultimo episodio fa innalzare l'allarme. Un turista americano ubriaco ha accoltellato un giovane bengalese. L'uomo è stato fermato. Le mafie SpA con un volume d'affari da 40 miliardi l'anno sono la quarta industria d'Italia. Palermo e Catania tra le 10 città italiane con le imprese a maggior rischio di finire nella rete della criminalità organizzata. A Siracusa anche oggi bagno di folla nella Basilica al Sepolcro per rendere omaggio al corpo di Santa Lucia, custodito a Venezia, che da ieri è ritornato alla borgata. Le novità del codice della strada fanno già discutere sull'obbligo di indossare il casco per chi va in monopattino. Ecco cosa ne pensano i catanesi che lo utilizzano per spostarsi in città. Renne volanti, elfi, piste di ghiaccio e stand pieni di dolci. A Catania si respira l'aria della festa al Christmas Town, l'attrazione a tema natalizio. Calcio, Catania trafitto in casa dal Potenza, perde 2-0 sbagliando anche un rigore nel finale di partita. Pioggia di fischi al Massimino e De Crisi Palermo sconfitto 2-1 al Catanzaro. Buon esordio di Capuano sulla panchina del Trapani, i Granata vincono 1-0 sul campo della Casertana, Messina ancora sconfitto a Biella, finisce 2-0. Eccoci ancora, buonasera. E dunque movida violenta alla Vucciria di Palermo, l'ultimo episodio nella notte tra venerdì e sabato. Un turista americano ubriaco ha accoltellato un giovane bengalese. L'uomo adesso è stato fermato dalla polizia. Sentiamo Emanuela Corsi. Ancora risse, pestaggi e aggressioni a Palermo. Ancora una volta è la Vucciria, zona della movida palermitana, ad essere teatro di casi di violenza. L'ultimo episodio risale a venerdì notte, quando un turista americano ha aggredito un bengalese di 29 anni. La vittima, non è ancora chiaro il movente, è stata accoltellata dall'indagato che era ubriaco. L'americano ha colpito il bengalese con diverse coltellate al petto, in testa e alla mano destra. Il ferito, in stato di shock, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'indagine coordinata dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, condotta anche grazie alle analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, ha consentito dopo poche ore di identificare rapidamente l'aggressore, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'americano si trovava in vacanza assieme a 2 connazionali e stava trascorrendo la serata in piazza Caracciolo, quando sarebbe stato coinvolto in una rissa. Dopo aver sferrato calci e pugni, i 3 si sarebbero rifugiati nella loro casa vacanza per tornare poco dopo sul luogo armati di coltello. Il giovane poi ha accoltellato la vittima. Stanchi i residenti della zona dopo l'ennesimo episodio violento che denunciano non è possibile vivere così ogni fine settimana. E la scorsa notte ad Agrigento sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca chiusa di un negozio di frutta e verdura di piazza Ugo La Malfa. Stamattina, durante un controllo del territorio nella zona dove c'è anche lo stadio e Seneto, i carabinieri si sono accorti del danneggiamento e hanno avviato le indagini. E ci occupiamo delle mafie che hanno volumi d'affari da 40 miliardi l'anno, pari al 2% del PIL. Palermo e Catania tra le 10 città italiane con il maggior numero di imprese nell'orbita della criminalità organizzata. Luca Ciliberti. In Sicilia più di 13.000 imprese sono a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Mafia SpA per fatturato e affari risulta essere la quarta industria del paese con un volume di traffico che si aggira attorno ai 40 miliardi di euro l'anno, una cifra che vale praticamente 2 punti di PIL. A calcolare l'ufficio studi della CGA di Mestre, se si effettua una comparazione puramente teorica che tuttavia consente di dimensionare la portata del fenomeno, l'azienda mafia è dietro solo a Eni, Enel e al gestore dei servizi energetici. Per la CGA in Italia sono 150.000 le imprese nell'orbita della criminalità organizzata, questo in virtù dei dati in possesso all'unità dell'informazione finanziaria della Banca d'Italia, della Direzione Nazionale Antimafia e dell'autorità giudiziaria che hanno reso possibile mappare il fenomeno. Nonostante le continue operazioni delle forze dell'ordine, i principali business restano il narcotraffico, il traffico di armi, lo smaltimento illegale dei rifiuti, gli appalti pubblici, le scommesse clandestine, il gioco d'azzardo e l'usura. Le estorsioni sono quelle più remunerative e le vittime di questo reato sono quasi
quasi esclusivamente gli imprenditori. Napoli, Roma, Milano, Caserta e Brescia le realtà più a rischio. Nel dettaglio in Sicilia colpite 13.000 aziende, di cui ben 4.016 nella provincia di Palermo, sesta in questa speciale classifica. Al nono posto c'è Catania con ben 3.291 imprese potenzialmente prossime ai contesti di criminalità organizzata. Trapani è la provincia che si piazza al 20° posto, ma con lo stesso rapporto sul totale del tessuto imprenditoriale locale registrato a Palermo e Catania. 24esima Messina, ultima tra le siciliane, Enna 81esima tra 105. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Catania ha convalidato l'arresto del 16enne siracusano accusato di aver ucciso con una coltellata lunedì scorso Cristian Regina all'interno di un condominio in via Italia, nella zona nord di Siracusa. Il 16enne davanti al giudice si sarebbe difeso affermando di essere stato aggredito dalla vittima. Vediamo alle questioni che riguardano la Cassazione, perché respinge l'ennesimo ricorso e Salvatore Baiardo finisce in carcere. L'ex tuttofare dei fratelli Graviano, accusato di favoreggiamento e calunnia aggravati dall'aver favorito Cosa Nostra. Tonino De Mana. È finito in carcere Salvatore Baiardo, l'ex tuttofare dei fratelli Graviano, più volte ospite in TV e più volte protagonista di dichiarazioni inattendibili e per certi versi contrastanti sulle stragi di mafia e sui personaggi legati a Cosa Nostra. L'ultimo Messina Denaro che, a detta di Baiardo, si sarebbe consegnato in considerazione delle sue gravi condizioni di salute, definendo l'arresto dell'ex boss di Castelvetrano un regalino al nuovo governo. Frasi e dichiarazioni spesso sui generis, smentite e sconfessate dall'ex magistrato e senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, ma anche da un altro ex giudice, Giancarlo Caselli. Salvatore Baiardo è stato arrestato nella sua casa di Trabia nel Palermitano. Il provvedimento è stato eseguito dopo che la Cassazione ha respinto l'ennesimo ricorso dell'indagato. L'ex gelataio di Omegna, già condannato per favoreggiamento dei boss mafiosi Graviano, è accusato di favoreggiamento e calunnia aggravati da aver favorito Cosa Nostra. La vicenda si inquadra nell'ambito dell'indagine fiorentina sull'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e su Silvio Berlusconi, intanto deceduto, inchiesta che riguarda i mandanti delle stragi del 93. E a Villafrati il sindaco Francesco Agnello ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani per la morte dei 2 giovani nell'incidente stradale di ieri nella statale Palermo-Agrigento. E oggi e domani appunto dunque questo lutto cittadino, e anche le vittime sono Salvatore Ruben e Samuele Cusimano. Domani sono previsti i funerali di Cusimano, previsti anche bandiere a mezz'asta in segno di lutto, lo spegnimento di tutte le luminarie, la sospensione delle attività inserite nel cartellone natalizio e in un minuto di silenzio in occasione del primo consiglio comunale. E voltiamo ancora pagina. Centinaia di fedeli in processione anche oggi nella Basilica al Sepolcro per rendere omaggio al corpo di Santa Lucia, custodito a Venezia, che da ieri si trova a Siracusa. Francesco Aloi. Adesso possiamo dirlo, Santa Lucia è alla borgata, a casa sua. Alle 21:30 il corpo arrivato da Venezia è entrato nel santuario tra 2 ali di folla. I canti, gli applausi, il benvenuto dei devoti. Ma è stato un pomeriggio nel suo nome, la prima tappa nel santuario della Madonna delle Lacrime. Prima della celebrazione, l'elicottero della polizia ha sorvolato la città. Emblematica quest'immagine, Lucia, che arriva come un raggio di sole. Folle devozione anche lungo la breve processione. È un giorno speciale, dopo 10 anni finalmente stiamo rivedendo la nostra padrona. È sempre importante ed è un momento di preghiera e di fede. Per noi siracusani è emozionante. Ma il desiderio comune è che il corpo resti qui, per sempre. Tutti chiedono Lucia a Siracusa per sempre, ma secondo lei potrebbe accadere? Guardi, io penso che Lucia sia la santa della Chiesa universale. Le vicende storiche hanno un loro significato, hanno un loro senso. Sabato prossimo la processione di simulacro e corpo fino al Duomo, e in questi giorni la borgata si conferma il cuore della città, con migliaia e migliaia di pellegrini che rendono omaggio a Lucia. Prima di tornare a Venezia, comunque, passerà anche da Carlentini, Belpasso, Acicatena e Catania.
Le norme del codice della strada appena entrato in vigore fanno già discutere sull'obbligo di indossare il casco per chi utilizza il monopattino. Ecco cosa ne pensano i catanesi che lo utilizzano per spostarsi in città. Desiree Ferlito. Il casco va messo? Va indossato, lo so. Devo abituarmi all'idea. La riforma del codice della strada ha colto tutti di sorpresa. Ad accusare il cambio di rotta sono stati più di tutti i conducenti dei monopattini elettrici. Tra le misure immediatamente efficaci l'obbligo di indossare il casco. Va bene, allora quello lo metta, mi raccomando. Lo metto subito, dai, in diretta. Bene, buon viaggio allora. Grazie, arrivederci. Dov'è il casco? No, oggi non l'ho portato il casco. Tra le novità, assicurazioni e targa per il mezzo a due ruote. Di fatto non possono essere ancora contestati perché mancano i decreti attuativi, ma le multe per il mancato uso dell'elmetto protettivo vanno da 50 a 200 euro. Si è adeguato lei alle nuove regole della strada? Sì, certo c'è strada, se no il numero di targa per fare assicurazione tutto serve. Alcuni tra i fermati hanno tentato di evitare le punizioni giurando di non conoscere le regole. Sa che è uscito il nuovo codice della strada? Sì. Che prevede l'utilizzo del... Tra le novità c'è la stretta per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con controlli in grado di rilevare la loro presenza anche giorni dopo l'assunzione e conseguente ritiro della patente anche senza presenza di effetti collaterali, con il disappunto di Vasco Rossi. Il ministro Matteo Salvini, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni. Inoltre, infrangere alcune regole costerà di più, previsto un inasprimento delle multe per alcune infrazioni, come guida con smartphone o sosta vietata in stalli dedicati ai disabili o nelle aree di sosta dei mezzi pubblici. Adesso i supereroi che sono arrivati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento per donare momenti di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti. Davide Sardo. Esplosione di gioia, stupore ed entusiasmo tra i piccoli degenti del reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alla finestra delle loro stanze si sono affacciati a sorpresa i supereroi. I beniamini dei bambini si sono calati in pediatria dal tetto con delle funi. Spider-Man, Batman, Hulk e tanti altri hanno regalato prodezze e doni, trascorrendo diverse ore in compagnia dei ricoverati e delle loro famiglie. È una manifestazione graditissima per i bambini perché ricevono un momento intanto dei doni, ma anche un momento di solidarietà e di affetto. È stata un'occasione di solidarietà che ogni anno si ripete in prossimità del Natale per alleviare sofferenze e preoccupazioni in reparto. Il ponte sullo stretto che tanto divide, la prossima settimana potrebbe arrivare il parere del CIPES che potrebbe anche dare il via definitivo alla megastruttura. Tutto questo dopo una breve pausa. Mentre i comitati No Ponte continuano a manifestare contro l'opera sullo stretto, la prossima settimana il CIPES si riunirà per il via definitivo alla mega infrastruttura. Francesco Triolo. Saranno giorni caldi per il futuro del ponte sullo stretto. Il cronoprogramma stabilito dal governo prevede infatti la convocazione del CIPES che si riunirà giovedì e venerdì prossimi. Il voto finale invece è atteso per venerdì 27 ed è quello che darà, o meglio dovrebbe dare, il via libera al progetto definitivo e quindi alla fase realizzativa con la definizione del piano economico finanziario dell'opera e di tutti gli altri interventi connessi con l'avvio nei primi mesi del 2025 dei cantieri preliminari propedeutici alla realizzazione dell'opera. È il punto di non ritorno, ha sempre voluto precisare l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. Ma gli echi della protesta contro l'opera sono sempre vivi. I comitati No Ponte ieri hanno manifestato a Piazza del Popolo, un modo per tenere accesi i riflettori ed annunciare le future iniziative anche a livello nazionale. È stato lanciato un appello anche al Presidente della Repubblica Mattarella e distribuito un volantino che sintetizza l'assurdo, a loro parere, iter della Commissione Via Vas e ricostruisce le tappe delle forzature attuate per cercare di approvare il progetto del ponte entro il 31 dicembre 2024. La richiesta è quella che le risorse destinate al ponte vengano utilizzate per opere realmente utili ai territori,
Crisi idrica, dissesto idrogeologico, case, strade, autostrade, sanità, ferrovia. Nel menù, in alternativa al ponte, c'è di tutto e di più. Renne volanti, elfi, piste di ghiaccio e stand pieni di dolci. Tutti pazzi per il Christmas Town, l'attrazione a tema natalizio più visitata del periodo e anche il più grande parco tematico del sud Italia. Siamo andati a vedere che aria si respira. Eva Spampinato. Quando il Natale diventa la scusa perfetta per tornare bambini. Prima volta, sì, bellissimo, emozioni, si ritorna proprio bambini. Dica la verità, chi voleva venire, i bambini o lei? Io. Siete al contrario, i vostri figli fanno la foto a voi. A me piace tantissimo il Natale, è bellissimo, sì. Il Christmas Town piace proprio a tutti e anche oggi è un'altra giornata sold out nel più grande parco tematico dedicato al Natale del Sud Italia, dove i visitatori arrivano da tutte le parti della Sicilia e non solo. Da Moia a Cantata, Floridia. I'm from France. Tutti in fila per visitare la casa di Babbo Natale, molto accogliente e piena di tanti dettagli, dalla cucina alla scrivania, passando per la sala da bagno e quella da letto, fino ad arrivare alla stanza del trono, dove ad attendere i bimbi c'è lui. Quali sono i desideri dei bambini di quest'anno? Sono quelli molto semplici, libri, giocattoli e qualche tecnologia. Tra le novità di quest'anno la fabbrica dei giocattoli, dove gli elfi preparano i regali sognati dai bimbi. Lei alla fine cosa suggerisce sempre a questi bambini? Il fatto che siano bimbi e si devono divertire e tanta allegria. Immancabili gli outfit a tema, maglioni natalizi, cerchetti, vestiti tartan. Abbiamo preparato gli outfit prima di uscire per l'occasione. Sì, abbiamo fatto questo abbinamento giusto per oggi. E poi c'è anche il Grinch, che riscuote sempre più successo. Mio figlio è un grande fan del Grinch, gli ho detto andiamo a vedere Babbo Natale, mi ha detto no mamma c'è il Grinch. Buon Natale a tutti! Una breve pausa e poi un'ampia pagina di sport dedicata al calcio siciliano. Eccoci al calcio, il Palermo perde in casa con il Catanzaro e complica terribilmente il proprio cammino in Serie B, scivolando al 9° posto, uscendo dalla zona play-off, scavalcati proprio dagli ospiti. I calabresi incassano 3 punti grazie a un 2-1 incredibile, maturati nel finale di partita dopo un secondo tempo condotto in avanti dai rosanero, che hanno la colpa di non aver concretizzato le occasioni prodotte. Andiamo in casa Catania, invece un'ennesima delusione per il Catania, che perde 2-0 al Massimino contro il Potenza. Rosazzurri trafitti da Caturano, nel finale Stoppa fallisce un rigore, bordate di fischi a fine partita. Tonino De Mana. Uno scivolone inaspettato, specie dopo il 5-0 di Taranto, che riporta indietro il Catania, in classifica e non solo. Al Massimino sempre più terreno di conquista, questa volta passa il Potenza, che si impone 2-0, aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale in chiave playoff. Non era partito male il Catania, ma nel calcio si sa, bisogna segnare. E se a Taranto i gol erano stati 5, contro Lucani i rossazzurri si sono inceppati di nuovo. Primo tempo vivace e con diverse emozioni, per lo più concentrate nei primi minuti, con un doppio intervento di Adamonis che dice no a Caturano. Il Catania segna con lunetta, ma l'azione è viziata da un fallo di Montalto. Si resta sullo 0-0. Nella ripresa è un altro Catania per ritmo, pressione e aggressività, ma le occasioni di Anastasio e Gimenez non fanno altro che esaltare il palermitano a lastra. I rossazzurri sprecano e poi imprecano, visto che al 70° un errore di Adamonis consente al Potenza di passare in vantaggio. Caturano approfitta di una respinta corta e gela il Massimino. Poco dopo lo stesso attaccante sfrutta uno schema su punizione e realizza la sua doppietta personale, salendo a quota 12 in classifica marcatori. Il Catania avrebbe la chance per riaprire il match, ma Stoppa si fa parare un calcio di rigore. Delusione, fischi a fine gara. Toscano ne prende atto, ma difende la sua truppa. Potevamo fare meglio, in tante situazioni ci sono stati tanti errori, però la squadra è entrata il secondo tempo con la voglia di vincere, ha fatto 25-30 minuti di grande intensità, ha creato tantissimo, tante imprecisioni sotto porta, potevamo far gol, la potevamo riaprire con il rigore, però ci dobbiamo lavorare su queste situazioni perché si stanno protraendo per troppo tempo.
Successo del Trapani a Caserta con un gol del capocannoniere del girone Lescano, sconfitta invece per il Messina a Biella nello scontro diretto per la salvezza contro la Juve Next Gen. Sergio Colosi. Esordio con vittoria a Caserta per il Trapani di Ezio Capuano, che si affida all'usato sicuro interrompendo le sconfitte Granata. Il tecnico campano ha scelto una formazione con tanti suoi ex calciatori e la risposta sul campo dopo un avvio complicato è stata positiva. Buona partenza della Casertana, 11 pareggi in 18 gare, pericolosa con Paglino, Damian, Carretta e Collodel. Seculin sempre attento, la ripresa presenta un Trapani diverso, organizzato e più offensivo. A metà del secondo tempo Carriero recupera palla e in scivolata serve l'assist vincente all'Escano, sempre una sentenza in area avversaria. L'espulsione di Conte limita i padroni di casa fermati dopo 7 turni, mentre Bifulco potrebbe raddoppiare, ma la vittoria è in cassaforte. Ancora sconfitte, distrazioni difensive, un tecnico in crisi e una squadra distrutta per una società assente. A Biella si è consumata l'ennesima pagina negativa del Messina, sconfitto e superato in classifica dalla Juve Next Gen. A mandare in tilt i piani di Modica ci ha pensato Afena Jean, ghanese di 21 anni che dal suo ingresso in campo ha servito a guerra il pallone dell'1-0 e poi raddoppiato nel recupero. Il Messina senza un piano B dura un tempo prima di sciogliersi anche in Piemonte e chiudere la classifica davanti solo a Taranto e Turris. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.